Eccoci rientrati in studio, siete sempre con Penalty, in diretta su Video Mediterraneo, vi ricordo ancora una volta la frequenza, canale 11 del digitale terrestre e canale 823 della piattaforma Sky, in diretta tutte le domeniche a partire dalle 19. Il ritorno di Antonio Lapisarda qui a Penalty e anche a Sala Stampa. Buonasera Ettore, buonasera agli amici. Settimana scorsa vacanza, vabbè, dai, ci può anche stare. È successo un po' di tutto in promozione, abbiamo qualche risultato definitivo in prospettiva promozione? In prospettiva promozione abbiamo Nissa che ormai è a 6 punti, anzi per la precisione sono 5 punti, troppo, però, 5 punti dalla promozione, ma oggi c'è una squadra che lascia il campionato di promozione che è il Biancavilla che andrà in eccellenza. La mia era una domanda tra bocchetto, ma come? Abbiamo facciamo i complimenti al presidente, all'allenatore, a tutta la dirigenza, perché meritano questo palcoscenico, la squadra è stata costruita veramente molto bene e meritano sicuramente il campionato d'eccellenza e io sempre ribadisco che con questa squadra possono far bene anche in eccellenza. Ma questo non lo sappiamo, perché l'eccellenza è un'altra cosa, già il presidente lo sa, già facendo gli amichevoli si rende conto anche, senza nulla togliere in questo momento al vostro gruppo, ma il tasso tecnico cambia, è inutile che cerchiamo di nascondere, dico bene direttore anche, no? Cambia, il tasso tecnico cambia anche per una questione mentale, no? Anche mentale. Ogni categoria è fatta per giocatori di categoria. Giustamente. Allora, parliamo del campionato di promozione, subito il girone A, possono già partire le immagini o quantomeno la schermata dei risultati, abbiamo Jenny che ce li legge e poi subito il commento con il nostro Antonio Lapisarda. Ares Menfi, Pro Villabate rinviata. Audace Partinico, Carini 4-1. Bolognetta, Monreale 1-0. Nuova Sancis, Prizzi 3-0. Real Finale, Castellammare 2-0. Riviera Marmi, Cefalù 1-1, ha riposato Casteldaccia. Soltanto l'Audace Partinico ha vinto, il Riviera Marmi ha pareggiato, guardando un po' la classifica e guardando anche un po' il commento cosa possiamo capire? Se guardiamo la classifica notiamo che ormai con questo anche pareggio che normalmente si è profilato in questa giornata del Castellammare, ormai abbiamo visto che c'è Riviera Marmi, è una corsa a due questo campionato fra Riviera Marmi e Audace Partinico. Sicuramente il girone palermitano ha riservato nell'arco di questo breve campionato, perché non ci sono tantissime squadre, ha veramente fatto delle sorprese, ha riservato delle sorprese. È anche vero che il campionato è lungo, però secondo me l'Audace Partinico ha ancora qualcosa da poter riservare a questo campionato e soprattutto la farà sudare molto alla Riviera Marmi. Sentiamo un po' anche il parere dei nostri ospiti. Presidente, questo girone A sembra un po' troppo lontano rispetto a Biancavilla, no? Fa parte un po' del lato palermitano, trapanese, quindi indirettamente lo si segue con poco interesse. Diciamo più che altro la conoscenza, almeno che ho io, è più dettata dalla curiosità, perché ovviamente per fare dei confronti tra il nostro percorso e quello degli altri magari attraverso il Riviera Marmi non ce l'ha fatta però a fare il vostro stesso percorso. Ma credo che tra i 4 gironi del regionale siamo l'unica realtà che con 7 giornate di anticipo. Certo. No, quello che magari mi impressiona, dico, sicuramente sono delle importanti realtà, quello che mi impressiona sono il numero delle squadre, ovviamente questi gironi così un po' rimediati, perché mi pare deve essere fatto e lì la Lega dovrebbe fare un discorso molto chiaro, fare un discorso molto chiaro a partire dalle iscrizioni, diciamo, perché se no poi abbiamo le sorprese come è successo nel nostro girone del San Gregorio. E su questo io stenderei un velo pietoso, perché veramente questo del San Gregorio è stato uno scandalo preannunciato da tutti, ma che la Lega si è intestardita a Se mi permette, ci sono delle contraddizioni che vanno secondo me superate, perché per esempio non ha senso che una squadra che diciamo, chiede il ripescaggio, se ha i requisiti, deve pagare tutto all'inizio, come abbiamo fatto noi, e poi magari altre che già sono già iscritte o comunque rimangono nel girone, hanno la possibilità poi via via di... Effettivamente è un po' strana questa cosa. Che abbiamo un esempio proprio in questo campionato, che è il Borgata Terenove, ha fatto la stessa fine del San Gregorio. Neopromossa la scorsa stagione, tra l'altro. È una cosa assurda. La Lega deve fare sicuramente chiarezza e cercare di delineare bene quelle che sono le squadre che vogliono realmente fare questo campionato. Ci sono tantissime squadre in promozione anche in altri campionati che pur perdendo rendono ai campionati, agli avversari, e queste sono le squadre che secondo me hanno veramente vinto
moralmente il campionato, perché sono le squadre che dal punto di vista sportivo sono veramente ineccepibili. Bravo Antonio, allora girone B del campionato di promozione, subito i risultati, poi il commento, breve stacco pubblicitario e poi subito per il Biancavilla, vai! Acque Dolcese, Ionica 0-0. Città di Messina, Barcellona, Pozzo di Gotto 2-1. Città di Mistretta, Torregrotta 0-1. Città di San Filippo del Mela, Camaro 1-1. Merì, Sant'Agata di Militello rinviata. Messana, Sinagra 0-3. Sant'Angiolese, Pistunina 2-3. Ha riposato l'iniziativa. Allora, Torregrotta, Torregrotta è andato, Il Torregrotta è andato, però attenzione, la prossima settimana deve riposare. Però... Ricordiamoci che oggi non ha giocato il Sant'Agata di Militello per il semplice motivo che la partita è stata rinviata per maltempo, come anche nel girone A di promozione. Ci sono stati purtroppo c'è questo... Tranne a Catania ha piovuto esattamente. Se andiamo alla classifica, vediamo che il Torregrotta ha vinto una partita importante, una partita contro una squadra che è il Mistretta, che è una squadra in forma, una partita dove ha regnato l'equilibrio e poi alla fine Isgro nei minuti di recupero ha portato in vantaggio la squadra. La stessa cosa ha fatto il Pistunina, che dalla zona diciamo calda retrocessione si sta pian piano risollevando ai danni della Sant'Angiolese, che stava tornando per i playoff. Grandissima rimonta, anche qui Buda all'80esimo fa il gol compie il gol della vittoria ed è una partita veramente importante. Derby playoff tra Città di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto, due realtà che atleticamente stanno facendo veramente molto bene. Vince a sorpresa il Città di Messina, che non vinceva da tantissimo tempo, e l'allenatore mister Basile, che è stato cambiato, è arrivato in panchina due settimane fa, ha veramente stravolto questa squadra. Allora, un parere su questo girone B, perché anche Messina insomma regala tante emozioni, ci sono tantissime società, tantissime realtà che vogliono categorie maggiori, anche se poi spesso e volentieri, raggiunta la promozione, le difficoltà economiche nella categoria superiore sono notevoli. Presidente, poi sentiamo anche i nostri ospiti. Sì, conosco qualche squadra, per esempio il Camaro, perché proviene dalla prima categoria, l'anno scorso ha vinto anche di forza il campionato, e la Messana, che è stata quella che per fortuna loro hanno vinto ai rigori e ci hanno battuto nella finale. Comunque questo mi sembra molto competitivo, ci sono delle realtà molto importanti. La solita squadra di Barcellona che non manca mai. Esatto, Torregrotta mi sembra abbastanza accreditato per la vittoria, il passaggio di categoria. Per la vittoria del campionato. Direttore, Torregrotta? Abbiamo sempre questi doppioni, in una città ci troviamo diverse società. È pazzesco, è pazzesco. Sì, la cosa migliore è fare una società e puntare veramente a un obiettivo. Anche perché poi si vede Capodorlando il crollo matematico da un paio di stagioni a questa parte, dall'interregionale probabilmente, io credo che il prossimo anno si dissolva nel nulla. È un peccato. Conosci questo campionato? Ci hai giocato in queste categorie, in questo girone? Qualche anno fa ero nel Messinese, ero a Mazzarra Sant'Andrea. Com'è questa zona qui? Perché intanto hanno dei campi in sintetico, buona parte sono in sintetico, almeno buona parte. Tu parli qualitativamente? Sì. Penso che il girone nostro abbia qualcosa in più. Parliamo del girone C? Sì. Più di qualità. Sì, conosco di più il Torregrotta perché ha sempre navigato in queste categorie eccellenza, però penso appunto che il nostro abbia qualcosina in più. Ho capito, più battagliero questo qui, forse più operaio. Io volevo fare una domanda al Presidente Furnari, io volevo dire, ma com'è possibile che squadre come Camaro, anche come Messana, che l'anno prima hanno, come posso dire, hanno fatto un campionato importantissimo, hanno dominato i propri campionati, superando la categoria si perdono. Cioè, com'è possibile? È solo un problema di programmazione? Questa è la domanda. Anche di soldi. Parliamoci chiaro, Presidente, sono problemi economici. Questo non posso sapere, la tipologia di investimenti che sono stati messi in campo, probabilmente forse il Messana è andato in promozione con la stessa squadra dell'anno scorso e questo non è
come dire, assolutamente pensabile. Noi abbiamo cambiato il 99% del nostro organico. Con qualche anche aggiustamento poi a dicembre. Sì, ma con tutto il rispetto, perché ovviamente, come diceva benissimo Alberio, ogni categoria ha i suoi giocatori, per cui se vuoi stare in quella categoria devi fare degli investimenti giusti, quindi questo io francamente non sono in grado di poterlo dire. Probabilmente la classifica secondo me è il segno di una mancanza di programmazione. È vero, è vero. Ci fermiamo, abbiamo un altro break pubblicitario tra i due gironi del campionato di promozione, ci lanci la pubblicità, poi subito il girone C con la vittoria finale del Biancavilla. Parliamo anche dell'Atletico Pedara che ha fatto comunque una risalita importante da quando è arrivato anche Pidatella. A te Jenny. Ricordiamo ai nostri telespettatori che ci seguono da casa che possono interagire con noi e i nostri ospiti qui in studio al numero 336 92 07 27. Vi raccomando, rimanete con noi, torniamo solo tra pochissimo. È arrivato il momento adesso di parlare solo ed esclusivamente del campionato di promozione e nel dettaglio il girone C che insomma ha visto trionfare questo Biancavilla. Abbiamo il presidente, abbiamo il DS, abbiamo anche un giocatore che gioca con l'Atletico Pedara che oggi ha pareggiato a Biancavilla. Però prima guardiamo subito i risultati, guardiamo la classifica, anche se ormai la classifica riguarderebbe soltanto ed unicamente l'eventuale discorso playoff. Hai risultati? Sì, certo. Benissimo, ok. Biancavilla Atletico Pedara 2-1, Città di Catania Adrano 5-1, Pachino Aci Sant'Antonio 1-3, Real Aci Mascalucia 0-1, Real Avola New Pozzallo 2-0, Paternò Belvedere 0-1. Hanno riposato Sporting Trecastagni e Belpasso. Bene, allora Biancavilla 55 punti per la gioia dei qui presenti, insomma, dirigenti dello stesso Biancavilla. Com'è? 57 perché abbiamo vinto, non abbiamo Oggi pareggiato. abbiamo vinto. Sì, allora c'è un errore sulla classifica perché avete segnato proprio gli ultimi istanti, quindi ancora 57, non era stata aggiornata. 57, chiedo scusa, è giusta lì, è scritta sbagliata nella mia tabellina. 57 Biancavilla, 40 Belvedere, quindi ormai grande successo. Mi fai un commento allora, e poi passiamo soltanto alla chiacchiera con però, Biancavilla. Mihailovic diceva sempre la vittoria più bella è quella più sofferta. Oggi il Biancavilla ha sofferto perché ricordiamo gli uomini di mister Pidatella sono andati in vantaggio, l'Atletico Pedara è andato in vantaggio e sembrava che fosse una situazione un pochettino la festa quasi da rinviare, ma in realtà questa è una squadra veramente importante, ha prima pareggiato e poi con una bellissima rovesciata del Bomber sono riusciti a vincere una partita veramente importantissima. Randis è un bel giocatore, c'è poco da dire. E ha portato in paradiso tutta la città e tutta la squadra bianco-blu o bianco-azzurra. Allora, prima di parlare del Biancavilla proprio nel dettaglio, oggi l'Atletico Pedara, di cui tu fai parte, anche se adesso sei momentaneamente infortunato, insomma, ha sofferto questa partita, ha perso 2-1, però la squadra di Pidatella, devo dire che da qualche settimana a questa parte sta regalando grandissime soddisfazioni sia alla dirigenza ma soprattutto ai tifosi. Avete salvato una stagione da dicembre in poi con l'arrivo di Pidatella e voglio sentire un po' il tuo parere, Luca. Sicuramente sì, io parlavo con i miei compagni di squadra e ho detto... Tu li hai raggiunti a dicembre se non sbaglio, Sì, no? sì, prima ero a Paternò. Ci siamo detti tra di noi che per alcuni veterani Sì? era un peccato aver avuto Chiamiamoli anziani. Sì. Era un peccato aver avuto il mister Pidatella già grandi, perché è una persona che oltre ad essere molto preparata tatticamente, tecnicamente, soprattutto sa trasmettere mentalità vincente e lo ha fatto da subito. È vero, è vero. Allora, parentesi Biancavilla, iniziamo con il DS. Qual è stato il momento un po' più critico di questa lunga stagione che vi ha portati dritti in anticipo nel campionato di eccellenza alla prossima stagione? Io direi che di criticità non ci sia stato niente perché insomma abbiamo avuto tutto, il Presidente non ci ha fatto mancare niente, l'allenatore ha lavorato benissimo con il gruppo
quindi fatto anche di ragazzi, di bravi ragazzi, quindi noi abbiamo puntato soprattutto sul gruppo, sugli uomini. Spogliatoio e uomini. Poi i risultati, se non c'è lo spogliatoio, non arrivano. Quindi noi abbiamo puntato soprattutto su questo. E quindi devo dire che grazie, diciamo, a Dio quest'anno non abbiamo avuto problemi di spogliatoio, nessun tipo di... È filato tutto liscio. Sì, Qual è sì. stata la squadra che vi ha un po' impensierito? No? Perché ci sarà stato, adesso se magari cortesemente Guido Regia mi può mandare la classifica di questo girone C del campionato, eccolo qui, Belvedere, Real Avola, Belpasso, Città di Catania, AC Sant'Antonio che oggi vincendo è rientrato in corsa, il Trecastagni che un po' all'inizio aveva un po' illuso tutti, poi si è dissolto. Trecastagni è stata la squadra più tosta nel girone di andata e diciamo, ha giocato alla pari nostra, abbiamo vinto 2-1, però voglio dire è stata la squadra che ci ha impressionato. Quello che ti ha impressionato di più? Sì. Peccato perché la squadra poi dopo a dicembre è stata un po' smembrata, almeno da quello che mi ha detto Luca Di Gregorio, allenatore importante che credo speriamo di rivedere anche la prossima stagione in una panchina ancora più di qualità, senza nulla togliere chiaramente al Trecastagni, sia da giocatore, sappiamo benissimo che carriera ha avuto, ma anche da allenatore devo dire che da qualche anno con rose limitate riesce sempre a dire la sua, soprattutto nella parte iniziale del campionato. Volevi dire qualcosa al Presidente? Sì, anche più di una. Sì, allora, non facciamo notte però. No, tantissime curiosità. Intanto una importante. Certo. Secondo me la partita più, quella che un pochettino mette un pochettino di pepe all'argomento, è stata la sconfitta con Ladrano, e quello penso un pochettino pesa. O sbaglio? Pesa, Presidente, questa sconfitta? Ma non pesa assolutamente, avremmo potuto concludere prima, però alla fine... Un attimo di scusate l'anticipo, serenità. non meglio tardi che mai, scusate comunque certo. l'anticipo. Va bene. Però io ho dato merito comunque al Ladrano, perché Ladrano è una realtà calcistica importante, vicino a Biancavilla. Derby sentito oppure il solamente derby sulla... il derby era molto sentito. Noi avevamo vinto 2-0 dell'Etna, quindi con una straordinaria prestazione del Biancavilla, quando Ladrano era ancora, diciamo, sotto la l'egida dei Proto, e doveva essere la squadra ammazza campionato, che poi così, che non si è rivelata tale, perché questa è una piccola critica, voglio dire, ma ci può anche stare nel calcio. Secondo me è stato un trapianto che poi alla fine ha manifestato il suo rigetto. Non ha germogliato. Noi abbiamo fatto un ragionamento assolutamente diverso. Peraltro diciamo che la sconfitta con Ladrano pesa proprio perché, diciamo, c'è questa rivalità storica tra i due paesi, anche se siamo attaccati, siamo un'unica realtà. Sì. E pesa nel momento in cui, diciamo, noi venivamo da una serie di risultati consecutivi, però devo dire che noi eravamo in formazione assolutamente rimaneggiata, perché mancavano 5 titolari. Vabbè, ma comunque, una sconfitta no, ci può stare, ci può stare. Non ci siamo volevo chiedere a Guido di rimandare... Fai anche la domanda cattiva sul campo, perché so che volevi... No, io volevo guardare non un po' cattiva nel senso, però impegnativa. Sì, ok, la faremo, però prima volevo chiedere a Guido di riportare la classifica, Sì. perché se Eccola vediamo qua. la zona playoff, oggi hanno vinto Real Avola, Belvedere, Belpasso e Città di Catania, ma soprattutto l'ACI Sant'Antonio, L'ho che già detto, anche se è un infatti. pochettino attardato, è lì. Secondo diciamo, le alte sfere del Biancavillo, secondo voi chi è la squadra che realmente potrebbe accompagnare il Biancavilla in massima, nella serie superiore? I playoff sono sempre un terno lo so, all'otto, però... sono sempre un terno all'otto, stiamo attenti, qui Alberio ci può confermare, i playoff sono sempre Vince la squadra che arriva atleticamente. pronta e determinata. Sì. È vero. Anche la quinta può vincere. Luca, secondo te chi vince il discorso dei playoff, anche se ancora la griglia non è definita, potenzialmente neanche ancora le 4 squadre? Dirti chi vince non lo so, però diciamo a me è piaciuta molto il Real Avola quando sono andato a giocare là, e il Città di Catania secondo me da metà campo in su è messo veramente bene. Anche Real Catania, Città di Catania. Allora, ora l'altro argomento è il campo, campo sportivo. C'è qualche normativa che magari prevede di fare dei miglioramenti in eccellenza o direttamente poi in Serie D? Per quanto riguarda il campo di Biancavilla? Tanto il prossimo anno devono fare l'eccellenza. Lo so, però... Presidente, questa domanda è un po' cattivella, però forse così diamo spiegazione anche a tutti i cittadini di Biancavilla come si preparerà questa stagione a cominciare dalla struttura. Ma per me la domanda non è cattiva, mi consente il commento, anzi è un astis che, diciamo, mi fa buon gioco, perché
il fattore campo è importante. L'amministrazione in passato ha fatto degli investimenti, abbiamo forse uno dei migliori campi in erba sintetica del sud Italia, l'abbiamo visto anche in condizioni meteorologiche assolutamente avverse. Sempre asciutto. Assolutamente, quindi quel campo merita una tribuna. E qui rispondo alla domanda, è già un campo omologato sino all'eccellenza, quindi noi potremmo giocare anche così. Ho visto anche delle immagini di squadre di eccellenza che hanno dei campi veramente... Anche peggio. E quindi giocare in quelle condizioni assolutamente non rende onore a chi veramente si impegna. Quindi noi abbiamo un discorso aperto con l'amministrazione, sappiamo che l'amministrazione ha preso degli impegni perché già in bilancio sono stanziati 150.000 euro, che è una buona base di partenza per realizzare una tribuna coperta, e questo serve al campo, serve allo stadio, serve alla città, e ora ci sono le condizioni che questo si possa Non realizzare. rischia di essere un po' troppo affogato dentro il paese il campo? Perché la tribuna, insomma, troppo dentro il paese di Biancavilla, spesso e volentieri insomma, gli stadi si fanno leggermente in periferia, no, dei centri. Ho l'impressione che potrebbe essere buono perché così il pubblico arriva subito, però insomma poi le strade per i parcheggi e tutto il resto potrebbero questo creare... purtroppo è un retaggio storico che il nostro paese si porta dietro, ed è una mancata programmazione che Nei risale secoli. negli anni, soprattutto per quanto riguarda il piano regolatore generale. Ma è un altro argomento che È non un altro voglio argomento, magari affrontare. chissà, si può anche pensare in uno stadio più grande se ci sono delle prospettive, perché io da quello che vedo e sento credo che Biancavilla voglia avere delle prospettive. Sì, questo sì. Presidente, perché lo possiamo dire anche per i tifosi di Biancavilla? certamente, io lo dico non solo per i tifosi, per la città, ma anche per l'intero comprensorio, stiamo mettendo già in atto, abbiamo fatto dei ragionamenti, ma aspettavamo il risultato del matematico per poter dire di essere veramente in eccellenza. Stiamo cercando di rafforzare la compagine societaria, questa è la cosa più importante, e da lì poi vedremo il futuro. Certo, anche per qualche nuovo giocatore. Allora chiudiamo il girone D e così chiudiamo anche la parentesi del campione di promozione. Ci leggi i risultati, Caragenni, in modo che così poi possiamo anche congedare il nostro ospite Luca Bracciolano, mentre invece i nostri due vincenti li teniamo fino alla fine, perché voglio sentire poi qualche cosa dello spogliatoio, perché sicuramente insomma ci sarà il personaggio più simpatico, quello meno simpatico, quello più taciturno, una mascotte, ce l'avevate la mascotte quest'anno? Come giocatore? Sì, una mascotte che era al di là di quello che era il normale calciatore, un giocatore che, proprio da spogliatoio. Ce n'è più di uno, secondo me. Tra poco ci dice allora anche il nome. Benissimo, allora girone D, a te Jenny. Atletico Gela, Castel Termini 1-2. Canica T, Atletico Caltanissetta 1-0. Licata, New Team Ragusa 2-0. Ragusa, Polisportiva Palma 4-0. Ravanusa, Marina di Ragusa 2-1. Santa Croce, Macchitella Gela 3-0. Nissa, Aragona 2-0. Allora, vince la Nissa, ma vince anche il Licata. Prima del tuo commento, se mi permetti, volevo salutare i tifosi di Licata che ci hanno scritto in settimana. Tutti. Mi ha scritto proprio direttamente il direttore sportivo dicendomi che insomma parliamo poco di Licata. Non è vero, noi parliamo anche del Licata, e devo dire ancora una volta complimenti alla squadra agrigentina, perché ha fatto un campionato meraviglioso. Ha incontrato nella sua strada questo Nissa, però sicuramente parte in pole position anche in prospettiva Ma diamo playoff. meriti anche a questo Licata, perché è una squadra che si trova a pochissimi punti dalla Nissa. Beh, è anche però, vero, vabbè, c'è stato un periodo in cui erano già a 4 punti, a 5 punti, erano lì. Certo, la Nissa è stata la squadra che ha fatto quasi 13 vittorie consecutive, non ce lo dimentichiamo mai. Però è una squadra di tutto valore, ora ormai gli mancherebbero soltanto 2 vittorie per poter abbracciare matematicamente l'eccellenza. Hanno il merito di aver fatto un campionato più costante, questo sì. Il Licata ha fatto veramente un ottimo campionato, forse a tratti è la squadra che ha giocato insieme al Canicattì meglio in questo campionato girone di Serie D, girone D di promozione. Una battuta veloce con i nostri ospiti proprio su questo girone, perché il quartetto, diciamo, prospettiva playoff è molto ingarbugliato. Ragusa, capoluogo di provincia, abbiamo detto il Licata, c'è questo Canicattì, e la quarta squadra abbiamo anche il Gela, un'altra squadra di Gela. Iniziamo dal Presidente. Presidente, secondo lei chi potrebbe potenzialmente essere insomma,
qual è la squadra che potrebbe vincere il discorso playoff? Allora, complimenti innanzitutto alla Nissa, perché è una squadra che ha avuto, diciamo, quasi lo stesso diciamo, andamento 13 vittorie di seguito, del Biancavilla. Ci siamo laureati nel giorno di andato alle 2 squadre con più 10 rispetto alle seconde. Io credo che in Licata una marcia in più. Una marcia in più. E comunque già il discorso playoff partirebbe in vantaggio rispetto alle altre. Certo, possiamo rimandare la classifica, grazie Guido, come al solito velocissimo. Direttore, che facciamo? Licata, Ragusa, Canicattì, Atletico Gela, chi vedi avvantaggiato? Ma sicuramente il Licata e poi anche l'Atletico Gela potrebbe essere... Outsider importante. Luca, hai tanti amici anche lì? No, ma sono di parte per l'Atletico Gela, c'è il grande Polessi in porta. Ah, c'è Polessi in porta, il mitico Polessi che insomma rischia di fare anche un altro playoff quest'anno, quindi straordinario. Io l'ho criticato tanto questa stagione, ho bacchettato tanto pensavo questa che avessi squadra. criticato Polessi. No, assolutamente. Come fai a criticare Polessi? Io ho bacchettato tanto il Ragusa, però è alla sua terzo risultato utile consecutivo, è una squadra che ora ha trovato finalmente la costanza che compete a questa squadra, è equilibrio tattico, gioca bene, gioca ora come il Canicattì, e Canicattì abbiamo detto che è una squadra veramente forte, che sta giocando veramente molto bene. E chi lo sa, è una squadra che se si riprende una grande piazza, un grande mister, una squadra, un giusto mix fra giocatori giovani. Insomma, ci piaceranno questi playoff. Sì, sono molto interessanti. Non è scontato che il Licata possa avere un playoff agevole, però è la squadra più in forma, dopo la Nissa sicuramente. È la squadra più in forma. Allora salutiamo Luca Bracciolano, grazie per essere venuto, seppur infortunato, adesso tra poco insomma, penserai a questa operazione di menisco, tranquillizziamo i tuoi fan perché sei conosciutissimo anche grazie alla sigla di penalty, non soltanto come calciatore, ci mancherebbe. Hai un futuro d'attore allora? Spero di no per la categoria degli attori, però va bene. Continuerai a giocare allora, dai. Sì, Adesso pian pianino magari cercando di recuperare prima possibile, però insomma adesso c'è l'estate, quindi rischi di fermarti ormai però per questa stagione, Luca, sì, no? ormai un mesetto e finisce tutto, quindi Poi c'è tutta la riabilitazione, insomma stagione nuova, squadra nuova conoscendoti. spero di no perché a Pedala mi trovo Ti molto trovi bene, infatti. Bene, salutiamo il nostro Antonio, lo rivediamo più tardi. Con stampa di penalty ci sarà di parlare di Catania tantissimo, infatti. oltre che di Palermo, Trapani. Ma soprattutto anche, sul Catania. E anche io spezzo una lancia anche all'Agragas, 6ª vittoria utile consecutiva. Portiamo fortuna agli allenatori e alle società che vengono ospiti qui a Penalty. Per i nostri ospiti vogliamo ricordare che noi abbiamo avuto Pino Rigoli la settimana prima dell'ingaggio, dopo ha trovato squadra, abbiamo portato fortuna, ma non è successo soltanto con Rigoli, con altri anche allenatori. Con Antonio ci rivediamo dopo. Sì, io saluto i tuoi ospiti, in bocca al lupo anche al calciatore del Luca speriamo bene, sempre. Bene. Pubblicità e tra poco rush finale con la prima categoria e salutiamo questa bellissima vittoria finale del Biancavilla. Ricordiamo ai nostri telespettatori il numero di WhatsApp 336 92 07 27. Torniamo solo tra qualche istante e pubblicità. Sì, ecco, siamo in onda, siamo in diretta con Video Mediterraneo, vi ricordo il canale 11, canale anche 823 della piattaforma Sky. Voglio ricordare che questa trasmissione parla solo di calcio dilettantistico, dalla Serie D sino alla prima categoria, poi dopodiché passeremo al calcio professionistico con sala stampa di penalty e poi subito dopo, nella parte finale di questa lunga maratona, la presenza di Alessio Patti per parlare di calcio a 5, anche se adesso parli invece di prima categoria, che è un po' il tuo amore iniziale dentro penalty. Ma spero che sia il mio amore per lungo tempo, poi sono campionati che appassionano tanto perché hanno le loro particolarità. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Allora Alessio, parliamo subito del girone A perché poi voglio chiudere anche il discorso con il Biancavilla che è stato gradito ospite oggi all'interno del nostro programma per festeggiare questa bella promozione. Girone A dove il Salemi vince fuori casa. Sì, Ettore, quello del Salemi ha
la vittoria del Salemi ha i connotati del gran colpo in trasferta, perché vincere fuori casa nel campo dell'ultima in classifica in prima categoria non è mai semplice. La squadra invece di Salemi espugna il campo della Nuova Sportiva del Golfo per 2-1, sale a quota 39 punti e respinge l'offensiva dell'Atletico Ribera che vince in casa col Fulgatore, e pareggio invece per il Cianciana e per il Città di Giuliana. Attenzione agli scontri diretti della prossima settimana, perché ci sarà Salemi Sciacca e Atletico Ribera Fulgatore, quindi saranno sicuramente gare che spezzeranno ancora di più una classifica davvero davvero corta. Mentre nel girone E, e quindi parliamo un po' della provincia catanese, abbiamo questo Calatabbiano, insomma, che oggi non ha giocato ad Adrano. Hai notizie? Ha giocato solo per 20 minuti, partita sospesa per vento dopo 20 minuti, quindi il Calatabbiano si trova momentaneamente fermo a 47 punti in attesa delle decisioni della federazione. Ne ha approfittato il Giardini Ne ha Naxos. approfittato, esatto Ettore, mi hai ben detto, il Giardini Naxos, che con la vittoria per 2-0 ai danni della Ciplatani sale a quota 43 punti, una gara molto bella in cui il Giardini Naxos ha meritato i 3 punti. Si ferma invece il Ciclope Bronte, fermato per 3-1 dalla Robur. Però sottolineiamo ancora la vittoria dell'Aci Catena, che con questa ennesima straordinaria domenica continua a sorprendere e cercare di agganciare posizioni di play-off. Al momento, Ettore, il Città di Aci Catena si trova a +4 sul Real Adrano, al quinto posto in classifica. Si giocherebbe la semifinale play-off in casa del Giardini Naxos. Non è una partita ancora un po' presto, non è una partita semplice, ma il Città di Aci Catena sta facendo un girone di ritorno straordinario. Una battuta con il presidente del Biancavilla, perché insomma questo è un girone dove ci sono molte squadre vicino alla vostra realtà di Biancavilla. Parliamo di Bronte, parliamo di Adrano, non dico Randazzo, però indubbiamente ha un po' troppo sapore etneo sotto questo punto di vista, no? Sì, quest'anno nella formazione del girone hanno inserito alcune squadre del Messinese. Questa è la novità rispetto all'anno c'è la Robur, Sant'Alessio, Giardini. Rispetto all'anno scorso, che invece era un campionato proprio potremmo dire... I cugini di Bronte ce la faranno secondo lei, Presidente? Bronte è una squadra che già l'anno scorso ha fatto un buon campionato, quest'anno sono partiti secondo me molto, molto forti, poi pian piano forse hanno perso qualche scontro diretto. Mi sembra che il Calatabbiano sia la squadra che già l'anno scorso ha fatto i playoff con noi, li abbiamo battuti in casa 2-0, un campo difficile, ma quest'anno hanno avuto dei giocatori di categoria che sicuramente hanno dato qualche cosa in più e dimostrano di essere la squadra più Direttore, quando parliamo di giocatori importanti sottolineiamo che a Bronte giocano molti brontesi, non è il caso di Biancavilla sicuramente, perché poi vorrei aprire in chiusura il discorso settore giovanile, perché torniamo a dire che una società, dicasi società, se ha un settore giovanile organizzato. E il problema sta proprio in questo, che a Bronte c'è una realtà di settore giovanile importante, perché c'è un'unica società. Sì, il Ciclope Bronte proprio. Sì, Riccardo Saitta e Gino Lazzaro siamo grandi amici, e loro fanno calcio con i ragazzi che hanno della loro città, del loro paese, quindi ottengono degli ottimi risultati ogni anno mantenendo la categoria. Addirittura quest'anno sono nei playoff e penso che faranno i playoff, quindi il settore giovanile è importante. Chiaro, chiaro. Allora passiamo e andiamo a parlare del girone F, dove il D'Agata, insomma, con questa vittoria ritorna al primo posto, però bisogna sempre guardarsi le spalle. Assolutamente, Ettore, specie in gironi equilibrati come questo. Cambio della guardia al primo posto in classifica, dove il D'Agata si riprende dopo alcune giornate balbettanti il primo posto con la secca vittoria per 3-0 in quel di Palagonia. Si ferma il Militello, sorpassato appunto per 2-0 contro la Real Picanello. Si ferma anche mezzo passo falso per le Aquile Calatine, che con il 2-2 contro l'FC Motta chiaramente perde una possibilità per rosicchiare punti importanti
Ettore, questo è un girone molto equilibrato, che secondo me si deciderà all'ultima giornata, anche perché continua l'ascesa del Megara, che ora con la vittoria di oggi si trova anche a 5 punti. Ha ripreso fiato per me, il Megara, per no? me è l'8-4. C'è stato un momento in cui insomma, sembrava aver mollato, invece poi ha ripreso di nuovo a correre, per me è posizioni. Per me è l'8-4. Ok, chiudiamo con il girone G, dove lo Sporting e Ubea, insomma, è un'altra vittoria che probabilmente ha Ettore, delineato la classifica finale. Qui si può parlare, a mio avviso, di campionato chiuso. Il Calcio Vittoria oggi era impotente in quanto riposasse, quindi non poteva far nulla per fermare, quantomeno mantenere invariati i punti di distacco. Lo Sporting Eubea ha vinto per 1-0 contro lo Scicli 2013 e va a +9, Ettore, quindi a questo punto credo si parli di campionato chiuso. Vittoria invece anche per il Floridia, che con il 2-1 in quel di Scicli contro l'Atletico Scicli si avvicina a 2 punti dalla seconda piazza, e qui chiaramente secondo me Vittoria e Floridia sono le due squadre che poi si contenderanno il passaggio alla finale playoff. Allora, non abbiamo notizie dettagliate, però le voci ci portano ad la partita sospesa di Canicattini. Un incontro Canicattini Frigintini sospesa per rissa. Devo dire qualcosa di cattivo? Per me sì. Allora, per me questi sono episodi. Non voglio che sapere neanche chi ha iniziato. Questi sono non lo episodi voglio che neanche sapere. Io condannati. massacro tutti, perché è impensabile in queste categorie prendersela con l'arbitro. È una persona come tante, indifese. Chi sta a giocare a pallone deve accettare le regole dell'arbitro, se no altrimenti si va a fare un altro mestiere, si va a fare un altro sport. Se siamo dilettanti, lo Soprattutto sono se siamo anche dilettanti. gli organi federali, lo sono i direttori di gara, lo sono le società, come tali dobbiamo prenderlo. Dobbiamo finire di fare i professionisti nei campi di terra battuta. Sottolineiamo tra Questo è il l'altro che mio non appello. conosciamo ancora delle motivazioni, cercheremo di informarci bene e già dalla prossima settimana assumere una posizione ben precisa, condannando indubbiamente il gesto, perché va condannato, non sappiamo da che parte è iniziato il tutto, però qualsiasi gesto va condannato e va bastonato pubblicamente. È chiaro. Sono stato cattivo? No, assolutamente. Presidente, sono stato cattivo? Il giusto. Sì, queste sono brutti esempi sicuramente da non seguire. Prima categoria, ma di che cosa stiamo parlando? Prima categoria. Ma c'è gente che fa lo sport come sfogo della violenza. Venuti a girarci attorno, e quindi il pretesto dell'errore arbitrale o di un gesto di un giocatore diventa l'occasione per sfogare la violenza che deve essere fuori dal campo di calcio, fuori Assolutamente. Mi piace che abbiamo chiuso questo discorso con le sue belle parole, perché lei è un presidente, quindi ha delle responsabilità nei confronti dei tifosi, nei confronti anche degli avversari, del pubblico che viene a vedere le partite, e a Biancavilla devo dire che quest'anno in fatto di fair play siete stati straordinari, esempio di qualità e professionalità, a dimostrazione che quando queste società arrivano a questo, parlo di questa partita di prima categoria, io credo che la Lega deve prendere delle decisioni subito, immediate, non bisogna aspettare, subito, la settimana successiva già si sa chi è stato, chi non è stato, chi ha sbagliato e chi dovrà pagare, quindi benvengano. Sono d'accordo con lei. Benvengano. Ettore, scusami. Sì. L'episodio di Vittoria Paternò doce in questo caso, scorsa stagione, perché non è stato fatto poi fondamentalmente nulla, a parte i 4-5 anni di squalifica che sono stati dati in tutti insieme. Grazie anche alle immagini, però non è stato fatto nulla di drastico. Infatti. E noi abbiamo bisogno di questo. E noi siccome, scusami e concludo, non c'è la personalità, non hanno chi sta dall'altro lato, chi deve decidere, deve non ha personalità. Pugno forte. Siccome non c'è personalità, Ettore, accontentiamoci del degrado nel quale viviamo. Infatti noi mi ricordo che lo scorso anno come penalty abbiamo evidenziato tutta quella mega rissa, abbiamo fatto vedere tutto a rallenti, insomma abbiamo condannato. Vabbè, non voglio chiudere questa bella domenica con il Biancavilla parlando di drammi extracalcistici. Ci congediamo invece con il presidente Avvocato Furnari dicendo complimenti, 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 siete solo all'inizio. Perché credo che adesso, non dico il brutto, però adesso arriverà il grande impegno. Battuta finale. Sì, dico, le cose vanno vissute passo passo, adesso avvieremo
in ogni caso una serie di incontri anche con altri soggetti che vogliono dare forza a questa realtà. Abbiamo già in corso delle trattative, abbiamo già delle importanti partnership che si sono concretizzate quest'anno. Supporti fondamentali nel campo dilettantistico. Sicuramente, ma perché, come dicevamo prima, l'ambiente è fondamentale. Certo. Noi in poco tempo abbiamo creato un ambiente buono, un ambiente sano, un ambiente pulito, e quindi chi vuole investire nello sport, quindi in questo caso nel calcio, ha, come dire, quelle credenziali necessarie per fare un passo del genere. Chi vuole investire a genere. Biancavilla sa che trova certe qualità professionali, e questa è una cosa importante. Ancora complimenti al presidente della Biancavilla, l'avvocato Furnari. Salutiamo anche il DS, prima stagione vincente? Sì, prima stagione. Meglio di così non si poteva iniziare, sì, allora. Infatti. Qualche puntello già individuato? Ma sicuramente. Col sì. mister confermato? Certamente. Nicola... Lo possiamo dire sì, allora? Nicola Okay. Basile, sì. Confermate il mister a penalty, siamo contenti. Sì. Ringraziare Certo, ci mancherebbe. Marco Alberio, perché l'anno scorso ci ha seguito e ci dava tutta una serie di appunti. Devo dare atto della sua grande conoscenza del calcio dilettantistico, delle amicizie, delle conoscenze che ha. Senza di lui probabilmente non avremmo avuto l'opportunità di avere nomi importanti nella nostra squadra. E ha fatto le scelte giuste sulla base anche di quelle che erano le indicazioni del mister. Voglio dire, questi sono componenti molto importanti. Il mister bisogna sentirlo, poi li deve mettere ognuno in deve campo avere però il suo giocatori. ruolo, ecco, questo è importante. Io ho imparato questo, che ognuno deve avere il suo ruolo e lo deve far bene, perché sennò i risultati non ne arrivano. Sono d'accordo. Complimenti dunque alla Biancavilla, ci congediamo, lei farà la maratona questa domenica. La scorsa settimana è toccata a Federica, oggi tocca a lei, vabbè, è già abbronzata, quindi questo problema non c'è. Con te ci vediamo più tardi a partire dalle 22:15 con l'ennesimo numero di penalty futsal. A più tardi Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Perfetto, allora ci congediamo, con te ci vediamo subito dopo perché inizierà ufficialmente la trasmissione dedicata al calcio professionistico, inizia tra poco, sala stampa di penalty. Grazie a tutti, rimanete sul canale 11 di Video Mediterraneo perché la lunga maratona sportiva siciliana non si ferma. A tra poco.